Allora, eccoci rientrati per la nostra rubrica del Memento. Come ogni settimana torniamo su dei temi che abbiamo già affrontato. Sicuramente ricorderete il comitato dei cittadini di Malo Vallugana e di questa della galleria che si sta realizzando appunto in questa località per la Pedemontana Veneta. Allora, abbiamo con noi in studio, è rimasta con noi Ilaria Boniburini di Potere al Popolo, appunto per parlare di quest'opera tanto discussa che incontra anche questa parecchi problemi nella sua realizzazione, e buonasera a Marina Lecis. Grazie dottoressa Lecis di essere tornata qua nei nostri studi. Ricordiamo ai nostri telespettatori, consulente ambientale, e in questo periodo sta seguendo proprio il caso di Malo Vallugana. Allora, è di questi giorni, anzi tra ieri e oggi, la notizia del sequestro, di un nuovo sequestro. Cosa è successo? Certo, di questa galleria, diciamo, no? Giusto ieri abbiamo avuto la notizia, io l'ho saputo tardi perché ero a fatalità in sopralluogo, proprio nei luoghi intorno alla discarica, comunque qualcosa c'è che abbiamo trovato, e quindi nei luoghi attorno al cantiere della galleria di Malo, quindi della Pedemontana, e quindi io l'ho saputo dopo praticamente della notizia, mi hanno telefonato mentre ero lì a verificare gli impatti sulle matrici aria, acqua e suolo. Posso già darvi la notizia, anche se non vi do i dati, perché sapete che io finché non finisco la perizia e non va in procura, non è depositato, non posso dare i dati ufficiali. Però abbiamo riscontrato, quando c'erano stati quei due fenomeni di sversamento di sostanze liquide che uscivano dal cantiere e finivano in roggia, per intenderci nel torrente, con superamenti dei valori limite del 152, quindi sono dati da mandare alla procura per forza. E un altro dato interessante e anche molto preoccupante purtroppo è la costante presenza di polveri sottili che noi stiamo poi misurando. Abbiamo messo giù uno strumento peraltro che rientra in un protocollo con l'università della Danimarca, e quindi si stanno registrando le PM10 e le 2,5, ed è stato visto che in concomitanza delle esplosioni delle mine avevamo il picco di fuoriuscita dalla galleria delle PM10 e le 2,5, quindi questo è tutto registrato. Noi siamo arrivati quando ancora sparavano le mine di notte, e l'avvocato destro è riuscito a far terminare questa abitudine malsana che non faceva dormire i residenti e che ha fatto venire l'esaurimento nervoso a quasi tutti, purtroppo, che stanno prendendo ancora adesso farmaci per dormire, anche perché queste esplosioni creavano anche poi un sisma. Infatti io l'ho chiamato la zona nuova del terremoto, e non è una zona sismica, ma di fatto questo terremoto è stato creato artificialmente e con queste modalità per aprirsi questa galleria che è stata sequestrata per la lunghezza di 6 km. Ecco, spieghiamo per quali motivo. Esatto, esula dalla nostra attività, che direi abbastanza recente nell'orologio biologico dello studio di questa galleria, perché noi stiamo controllando gli impatti sanitari e ambientali. Sanitari poi ve ne parlo dopo, perché abbiamo già delle cartelle cliniche, sono tutte depositate presso lo studio legale, e ci sono stati anche degli accertamenti al pronto soccorso, anche sia diurni che notturni, con stati di insomma, poi vi dirò. Ci sono dei bei problemi. Esatto, ripeto, noi abbiamo verificato la matrice aria, la matrice acqua, adesso ci manca lo smerino, ma è chiaro che cos'è lo smerino? Quella sostanza che mi esce dalla galleria, con lo scavo della galleria, che ha un colore grigiastro, grigio scuro. Io ho portato un barattolo, un campione, così vediamo potete se la regia riesce a inquadrarlo, lo facciamo lo smerino, vedere. uno dice, c'è un sindaco che l'ha chiamato anche smeriglio, vabbè. Però si chiama smerino. E eccolo lì, non so se riuscite a inquadrarlo, la telecamera. Eccolo.
Ecco, lo riesce e questo a arriva da... Proprio arriva dalla zona limitrofa al cantiere, perché noi non siamo entrati nel cantiere, ma c'è talmente tanto smerino che ha sfondato anche la linea, diciamo, di cantieri, quindi è fuoriuscito. Poi ci sono stati 2 giorni di forte pioggia e quindi questo smerino è scivolato. Vedete che questo campione è abbastanza limoso, poi ci sono dei pezzi un po' più consistenti, però comunque smerino è. E ci sono, per chi ha voglia di andarsi a fare un giro, dei cumuli grandissimi che superano, pensate, io vi ho mandato qualche foto, quella è proprio una fuoriuscita di smerino, vediamo se la in area peraltro privata, perché il cantiere della Galleria di Malo confina con terreni privati e confina direttamente anche con delle abitazioni. E dove la cosa preoccupante, almeno quello che a me preoccupa di più in questo momento, è la matrice aria, perché la valle è una conca così, dove abbiamo poi la zona montana della pedemontana, certo, si forma una specie di anello e dove praticamente abbiamo la ricaduta delle polveri sottili, delle PM10, le 2,5, quelle che comunque noi abbiamo registrato. Ecco, queste qui, ecco questa qui, questa fotografia, poi ci sono anche altri vediamo. problemi, vedete, quello è il sisma, io lo chiamo il sisma, si quindi sono le create delle hanno fratture, creato esatto, e cosa succede? Che le abitazioni, peraltro villette molto anche carine, la gente si era cercata il paradiso, adesso dal paradiso siamo andati all'inferno, non c'è stato un passaggio intermedio, cioè non c'è stato il purgatorio, qui c'è proprio dal paradiso all'inferno. Ma il progetto si può andare avanti, basta rispettare le regole, sì, ma però in questo non è che vogliamo interrompere. No, assolutamente, io non sono il mio compito è controllare le ricadute sull'ambiente e i rischi sanitari. Che si può fare? Io non ho nessun interesse a bloccare niente, sia chiaro, il mio compito è quello di controllare, però qui, questo cantiere qui veramente, io non ho visto né controlli, e un'altra cosa che mi va sempre ad aggiungere altre PM10 sono le movimentazioni dei camion, che sono abbastanza consistenti, e hanno anche l'obbligo di irrorare la strada, averla sempre bagnata, e invece non lo fanno, cioè nel senso, tu vedi passare queste cisterne con qualche goccia d'acqua. Io ho mandato anche una foto dove vedi proprio la corsia del camion e quindi c'hai tutta la ripresa di nuovo delle polveri sottili che mi ritornano in ambiente respirabile. Eccolo lì, lo vedete lì, cioè, e ogni volta che arrivo lì mi si gonfiano anche a me gli occhi, le mucose, non respiro più dal naso, mi sento la bocca impastata di smerino, perché alla fine quello che si respira per la maggior parte è questo, che poi ha una consistenza come il borotalco. Quindi aderisce fortemente alla esatto, e poi logicamente quello che esce dalla galleria con l'esplosione, perché si vede proprio questo fumo che esce, e anche con le lavorazioni di cantiere, quindi non è, a mio avviso non è un cantiere che sta lavorando bene, questo lo posso dire, ecco, cioè, quindi chiedo una maggiore attenzione delle regole basilari della gestione di questo cantiere, perché in vita mia insomma ne ho visti più di qualcuno di cantieri. Sì. Ecco. E poi quindi bisogna mettere in sicurezza il cantiere, esatto. L'opera si può fare entro le regole prestabilite Esatto, qui ripeto, io vedo un rischio proprio per soprattutto la matrice aria e per l'effetto che tutte queste polveri che hanno respirato in 2 anni, perché è una situazione che si sta prolungando negli anni, e le patologie che si sono generate, quindi, e lì ci sono anche bambini piccoli, tutti col Ventolin, tutti con antistaminici, addirittura una mamma mi ha detto ieri: non posso portare mia figlia di 4 anni al pronto soccorso perché è già rimasta scioccata a un primo ricovero. Quindi la mamma che non porta la figlia di 4 anni, che poverina si vedeva non riusciva a respirare, perché dice: non so qual è il trauma maggiore, se quello di portare di nuovo la bimba in ospedale al pronto soccorso o di gestirla con la pediatra, quindi con farmaci eccetera. Poi io ovviamente le cartelle cliniche, io ho portato gli ultimi ricoveri del pronto soccorso, dove vi leggo, non dico chi sono, certo, però vi leggo questo del 1° luglio, uno degli ultimi, perché sapete che abbiamo avuto più di un mese di siccità, e peraltro questo smerino non gestito, non veniva nemmeno bagnato. Poi vi dirò che non poteva stare scoperto perché ho una lettera del Ministero, poi vi dico dove sta sbagliando il cantiere. E i sintomi riferiti alla paziente sono stato di ansia reattiva con sensazione di tachicardia, formicoli diffusi causati da
appunto dice la paziente in questo momento ricoverata, di costruzione della strada pedemontana con esplosioni di mine e rumori incessanti. Ecco, questo è un qualcosa che mi hanno detto tutti, cioè che hanno riferito tutti. Ecco, ad esempio questa signora è più fortunata perché non ha problemi respiratori, però magari il suo fisico è più resistente, magari li va a sviluppare tra qualche mese. Quindi la costante di tutti è questa sensazione di tachicardia, perché le esplosioni sono molto forti e hanno anche un sisma. Quindi adesso mi diceva anche una ragazza che a scuola, se il suo compagno si muove la sedia, lei sussulta eccetera, e gente che è andata al pronto soccorso con tachicardia da infarto, cioè gente che sana, cioè che non hanno problemi cardiaci. Certo. Ecco, quindi purtroppo diciamo è una valle raccolta e dove questi fenomeni sono effettivamente amplificati. Non so se mi sono spiegata, se sono riuscita a spiegare l'impatto sulle matrici ambientali. E vi cito questo documento perché io lavoro anche sulle carte, oltre che andando in sopralluogo eccetera su analisi mie, ma ecco, questa è la superstrada pedemontana Veneto, Mestre, 22 giugno 2010. Passo subito alla carta intestata, questa qua, se dopo la volete inquadrare meglio, non so se riuscite. Io vado subito al punto saliente, che è questo, il punto C, dove il responsabile del procedimento, che è l'ingegnere Giuseppe Fasiol, dichiara e si conferma quanto già espresso in altre sedi, garantendo che dalla galleria Covolo, perché ha questa denominazione, di cui trattasi, non usciranno fumi dalla galleria Malo della superstrada. E invece sono usciti, è 2 anni che escono fumi, io ho continuato a vederli. Non ho fatto i 2 anni, ma ho fatto gli ultimi 2 mesi, ok? Di cui peraltro si prevede il trattamento in idonei impianti prima delle emissioni in atmosfera, e assicurando, ecco qua, che l'utilizzo della stessa sarà limitato a galleria di soccorso e non alla movimentazione dello smerino. Non alla movimentazione dello smerino. Però attenzione, stiamo parlando del pubblico non conosce la galleria di soccorso, cosa vuol dire? Allora, lì hanno prima costruito una galleria di soccorso per poi fare la galleria, quindi principale. Esatto, adesso siamo quella che è stata sequestrata è la galleria principale, sono i 6, perché quella di soccorso era stata fatta, diciamo, prima, funziona così, no? Ecco, io, l'avvocato destro, il nostro assistente, che il professor Casen conosce molto bene, che ringrazio, che si chiama Michele, che però non vuole, è molto umile, però molto bravo, veramente lo ringrazio perché ci ha dato un grandissimo Michele Galesso, ecco, e soprattutto, che è il nostro consulente. Esatto, ma soprattutto sulla questione del sisma, perché l'architetto sta accertando e verificando una cosa particolare, ma visto che il bombardamento, proprio si tratta di bombardamento, viene da dietro, il sisma va così, nel movimento delle onde le case si stanno spingendo in avanti e quindi le crepe, i danni alle abitazioni sono proprio quelli di un sisma che ha questo tipo di ondulazione e va in questa direzione. Non so se mi sono spiegata. E tutte le abitazioni esaminate hanno questa dinamica, perché la galleria è dietro e il cantiere della galleria, quindi sì, allora è stata sequestrata la galleria, però dipende molto anche dagli esposti che aveva fatto il Covepa, con il comitato, appunto con l'architetto Galesso? No, il Covepa, l'altro architetto, come mi sfugge il nome adesso, scusate, ma sono un po' stanca perché ieri mi sono fatta 12 ore e oggi ero in giornata full anche oggi, e dopo mi viene in mente che il cuore, l'anima del Covepa, ecco, giusto per è Piacentino, no, è Vicentino, porca miseria, mi viene. Vabbè, dopo mi viene in mente il nome. E quindi a seguito di questi esposti che sono andati avanti nel tempo, anche a seguito del primo morto, perché in questa galleria c'è stato il morto. Certo, ricordiamo, sì, c'è stato un incidente, un incidente morto sul lavoro, esatto, diciamo tra virgolette, ma ha comportato il sequestro. Esatto, ma perché? Perché il magistrato si è accorto che erano stati usati dei bulloni marci, cioè, allora voglio dire, la gestione di questo cantiere, di questa tratta, non è il massimo, voglio dire. Se noi abbiamo un progresso così, adesso io mi chiedo, anche i poveri operai che hanno lavorato fino adesso, spero che vadano a farsi visitare, perché questo cantiere qui c'era stato anche l'incendio, non so se vi ricordate che è stato anche denunciato, mi pare 15 o 20 giorni fa, gli operai hanno dato fuoco
ma perché c'erano delle sostanze dentro che non dovevano esserci, per non farsele trovare le hanno bruciate, certo. E quindi il fumo era nero e la gente poi è stata male, quindi ci sono state varie ondate di visite di pronto soccorso legate anche a questi fenomeni di mala gestione di questo cantiere. Vi volevo far intervenire anche Ilaria Buoniburini che l'abbiamo trattenuta un attimo perché aveva finito il suo turno, ma ho citato la pedemontana siccome è interessata alla pedemontana, vorrebbe finire questa opera o no? Abbiamo parlato del io non Mose finirei neanche questa, a dire la verità. Neanche questa. Scusate, ma è una negazionista. Perché comunque appunto io non entro neanche nel merito di tutte queste questioni di carattere ambientale e sanitario, perché queste poi si sono aggiunte al fatto che è un'opera che nasce, tra l'altro anche questa, no, a radici lontane, perché non è che si pensa che è progettata, fatta, no, parliamo dell'inizio degli anni 90 quando si prospetta la pedemontana, siamo nel 2019 e siamo ancora qua. Questi procedimenti così lunghi ce la dicono lunga anche sulla bontà, sull'utilità di queste opere, perché non è che i comitati si attivano e noi ci ritroviamo tutte le sere, anziché andare al mare, no, e divertirci, ci riuniamo, ci mettiamo qua, studiamo i documenti, ci attiviamo perché non abbiamo nient'altro da fare. Lo facciamo perché siamo contrari a questa opera, perché non serve. Mi dia un dato. Allora, il dato è che concreto, inconfutabile, che quest'opera doveva servire per, diciamo così, gestire un ipotetico traffico di flusso, sul quale tra l'altro sono stati, io adesso non avendo i numeri non mi ricordo i numeri, ma sono stati sbagliati i numeri di le previsioni di traffico. Quindi una strada di traffico, ovvero sono molto inferiori. Non solo, ma in realtà questa che doveva nascere come una superstrada non a pedaggio, perché? Perché non è un'autostrada che ti porta da Roma a Milano, quindi tu prendi l'autostrada e non esci. In realtà è una strada che doveva servire per aumentare il flusso, aumentare, diciamo, collegamenti interni della regione. L'efficacia del traffico. In realtà serve per, cioè, chi entra, chi esce, non è che fa dei lunghi tragitti, quindi doveva essere una superstrada che in realtà la cosa migliore bisognava potenziare la struttura esistente, perché non aveva le caratteristiche di un'autostrada e quindi adesso ci si ritrova, perché è stato fatto col famoso project financing, dove significa che i privati in realtà entrano in business con il pubblico, ma in realtà i rischi sono tutti del pubblico, quindi adesso quando questa autostrada non rientrerà nei costi perché non è necessaria, chi ci rimetterà? Il pubblico. Senza poi contare che è una devastazione, ma si vede, guardiamo questa autostrada in una zona tra l'altro del Veneto già martoriata da un altissimo consumo di suolo, perché la pedemontana è l'opera che negli ultimi anni ha inciso di più sul consumo di suolo nel Veneto. In teoria abbiamo una legge contro il consumo di suolo, ma la pedemontana abbiamo detto lasciamola fuori, non la conteggiamo neanche. Allora, in previsione appunto anche di quello che si diceva prima, no? Cioè di cosa ci aspettiamo nel futuro, cambiamenti climatici, l'importanza di avere dei terreni che assorbono, non di creare delle altre superfici cementificate, con tutti i problemi comunque di carattere di impatto ambientale che comunque erano già prospettati, senza parlare di quelli sanitari, ci mettiamo a costruire una superstrada che in realtà per il flusso necessario bastava potenziare la rete stradale. Però ci troviamo di fronte a un paragone, abbiamo già un'esperienza analoga, abbiamo fatto il tratto Vicenza-Rovigo,
L'autostrada, che è un'autostrada importante a 4 corsie e costruita anche bene, è completamente vuota, è priva di traffico, quindi bisogna vedere anche dove si fanno le strade, se sono utili. Io non ho approfondito il discorso della pedemontana, ne abbiamo parlato, però bisognerebbe fare un conto, come si dice ormai, costi-benefici, se effettivamente questo è un ulteriore debito sulla schiena dello Stato, perché poi lo Stato dovrà sostenere il privato se non rientrerà nei costi generali. No, ci sono degli studi fatti da una grandissima esperta di trasporti che è l'urbanista e trasportista Maria Rosa Vittadini, con dei documenti molto ampi, e per anche alcuni di questi sono sul sito edinburgh.it, dove puntualmente si ricostruisce anche tutta la storia di questa vicenda e del suo carattere di inutilità. Va bene, allora abbiamo visto due posizioni diverse, il dettaglio di questa costruzione che comporta dei disagi per la popolazione, che potrebbe essere, diciamo, superato questo disagio, perché se le cose si fanno con un certo ordine, con una certa programmazione, non occorre andare a disturbare gli abitanti della zona, e quindi questo si potrebbe fare evitando sovraccariche alla magistratura, che già ha tutti i suoi problemi per giudicare eccetera interventi di questo tipo. E poi l'altro aspetto, e ne parleremo più avanti nel memento, l'utilità di questa pedemontana, se effettivamente risolverà dei problemi o se sarà un costo ulteriore a cui si aggiungeranno poi i costi di manutenzione e si diventerà il secondo Mose. Tutto da vedere, vediamo cosa succede, ma non riesco a capire come la Repubblica Veneta sia riuscita a costruire Venezia in mezzo alla laguna, una cosa splendida, e noi non riusciamo a fare una strada. Evidentemente siamo un po' rincoglioniti. Grazie del vostro intervento. Il nome dell'architetto Massimo Follesa, che saluto. Ecco, Massimo, dica, aveva dato voce. L'architetto Follesa del Covepa, che poi è stato, diciamo, seguito dal giornalista d'inchiesta Marco Milioni, quindi questo va detto perché sono loro che hanno sollevato questo caso qua. Questo caso che è giusto accompagnare, perché le cose vanno fatte bene, indipendentemente dal fatto se è utile o non è utile la pedemontana. Certo, bene, grazie allora, grazie a Marina Lecic per essere stata con noi, grazie anche a Ilaria Boniburini per aver voluto accompagnarci, diciamo, anche all'interno di questa nostra rubrica del Memento. Adesso un breve break pubblicitario e torniamo subito e parleremo della questione dell'amianto, un tema molto molto importante, che qui ci va dell'ambiente e della salute. A tra poco. Allora, con chi ha